benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Altavilla, fermata per omicidio, la figlia superstite ha partecipato alle torture culminate nella strage della madre e dei due fratelli. La donna uccisa per prima si opponeva al sanguinoso esorcismo. Il procuratore Cartosio, una tragedia terribile, uno strazio i corpi delle vittime. Grave è il problema delle liste d'attesa per la sanità in Sicilia, a Palermo in particolare. A farne le spese soprattutto i bambini e le donne, che vedono slittare gli esami necessari per la prevenzione dei tumori femminili. Trattori oggi a Marsala, domani a Mazara del Vallo. Gli agricoltori puntano il dito contro le politiche dell'Unione Europea, che, dicono, favoriscono le multinazionali danneggiandoli. A Gravina e Valverde al via gli incontri nelle scuole per insegnare ai più giovani il rispetto della donna e prevenire le violenze di genere. La procuratrice Scavo, attenzione, è un pericolo per tutte le famiglie. Catania, dopo 70 anni di immobilismo, l'amministrazione Trantino decisa a sanare la ferita di Corso dei Martiri. 10 giorni ai proprietari delle aree abbandonate per presentare un piano industriale, altrimenti sarà il comune ad acquisirle per installarvi un'area verde e 2 scuole. Sempre a Catania, da lunedì il via ai lavori per la nuova pista ciclabile in via Domenico Tempio. Posta al centro della strada, arriverà alla playa. New York ha fatto causa a TikTok, Facebook e YouTube per aver danneggiato consapevolmente la salute dei giovani rendendoli dipendenti. Secondo Demoscopica, in Italia sarebbero più di 1 milione gli under 35 a elevato rischio di dipendenza. Le reazioni in Sicilia. Calcio, Catania in ritiro per compattarsi e cercare di superare il momento di difficoltà. Domenica al Massimino arriva la capolista Juve Stabia. In Serie B il Palermo va all'assalto del Como e si mette nel mirino la promozione diretta. Bentrovati. Altavilla, fermata per omicidio, la figlia superstite. Ha partecipato alle torture culminate nella strage della madre e dei 2 fratelli. Questa è l'accusa. La donna uccisa per prima si opponeva al sanguinoso esorcismo. Il procuratore Cartosio dice è una tragedia terribile, uno strazio i corpi delle vittime. Marco Gullà. La figlia di Giovanni Barreca, accusato di aver ucciso insieme a 2 complici, la moglie e i 2 figli maschi durante un esorcismo, l'unica superstite, Miriam, è stata fermata il 14 febbraio scorso per omicidio dalla Procura dei Minori. La ragazza avrebbe quindi partecipato alla strage. Il fermo è stato convalidato dal GIP. Lo si è appreso al termine della conferenza stampa del procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio sulla mattanza di Altavilla Milicia. La ragazza è coinvolta, diciamo, nella situazione che si è creata di parossismo religioso. Quindi la ragazza ha partecipato a tutta una serie di riti che in concreto sono state delle torture anche ai danni della propria madre e del proprio fratello. Il procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosi ha lavorato su centinaia di omicidi, ma la strage di Altavilla Milicia lo ha segnato. Devo dire che quando ci siamo trovati sulla scena della tragedia, se mi è consentito dirlo, per me è stato uno dei momenti più toccanti della mia vita. Scene mai viste, aggiunge Cartosio. A pochi metri di distanza l'uno dall'altro, il cadavere di un ragazzo di 15 anni ridotto in quelle condizioni e di un bambino di 5 anni ridotto in quelle condizioni non è uno strazio che è possibile raccontare senza emozionarsi. Anche Sabrina Fina e Massimo Carendente, la coppia palermitana, ha partecipato al rito e agli omicidi. Barreca forse li ha conosciuti sui social. Il risultato è che la frequentazione, che diventa pressoché quotidiana, di questi signori convince innanzitutto Giovanni Barreca, ma purtroppo in una certa misura anche i figli grandicelli dello stesso,
che nella casa c'è una presenza demoniaca. Ci sono demoni che si sono impossessati del corpo di questi familiari e dell'ambiente. È grave il problema delle liste d'attesa per la sanità in Sicilia e a Palermo in particolare. A farne le spese principalmente i bambini e anche le donne che vedono slittare gli esami necessari per la prevenzione dei tumori femminili. Manlio Viola. Poco meno di 1000 bambini in attesa di visite ed esami all'ospedale di Cristina, quasi 2000 donne in attesa di test di prevenzione dei tumori femminili fra i due maggiori ospedali palermitani, 10 mesi in media per ottenere un esame diagnostico per immagini come tacco o risonanze se non si può permettersi la prestazione intramenia, ovvero a pagamento. Sono solo alcuni dati per fotografare la condizione delle liste d'attesa della sanità palermitana, una condizione che non è particolarmente diversa in altre province, anche se c'è chi sta meglio. Liste abbattute ad esempio a Siracusa e a Trapani, dimezzate nel Ragusano e nel Catanese, ma con ancora lunghe attese, soprattutto nella città etnea, come tutte le grandi città, Messina compresa. Non sono bastati gli stanziamenti regionali dello scorso anno per rientrare da un arretrato di prestazioni che continua a creare disagi. In Sicilia nel 2023 infatti sono stati eliminati i tetti di budget e assegnate risorse aggiuntive a chi diminuiva le prestazioni in attesa. Per uscire da questa vera e propria vergogna, la Regione adesso pensa di mettere l'azzeramento della lista fra gli obiettivi del contratto dei nuovi manager della sanità. Si studia un elemento di valutazione intermedia proprio sullo stato delle liste d'attesa, ma per farlo bisognerà prima attendere che i direttori generali, oggi insediati come commissari, passino al vaglio della prima commissione affari istituzionali dell'ARS e abbiano il via libera e poi inserirli con contratto dedicato. Il passo successivo sarà la ricognizione e dunque la trasmissione dei dati. Ma intanto al Policlinico di Palermo il commissario straordinario Maria Grazia Fornari ha insediato un nuovo tavolo di emergenza proprio sulle liste d'attesa per portarsi avanti su un lavoro complesso che si annuncia comunque ancora lungo. Restiamo uniti, facciamo capire il nostro malessere ai consumatori, riguarda anche loro. La protesta dei trattori non si ferma, siamo schiavi delle multinazionali, dicono. Si sono accaparrate il mercato delle sementi che producono i frutti i cui semi non potranno essere ripiantati e fanno di tutto per farci abbandonare le terre. Adelaide Barbagallo. Tenere duro, non mollare, rimanere uniti, queste le parole d'ordine dopo la marcia su Roma. Agricoltori e allevatori stanno rientrando dalla capitale in Sicilia. Chi non è partito oggi protesta a Marsala, domani tutti a Mazara del Vallo. Temono che la politica possa spaccare il fronte, quella stessa politica europea e governativa dalle scelte che definiscono scellerate perché tutte tese a favorire le multinazionali. Vengono dati contributi per incoraggiare ad abbandonare le terre e poter creare campi di pannelli fotovoltaici. E che dire delle sementi? Allarmante anche per i consumatori, quanto denunciano gli agricoltori. Oggi le multinazionali si sono impossessate delle nostre semenze. Queste semenze sono state rese ibride e come un orologio. Ogni tot di giorni necessita un prodotto per poterle portare avanti e alla fine della cultura queste semenze non produrranno più il prodotto, nasce la piantina ma non fa il prodotto. Stanno controllando tutto il cibo del mondo, le multinazionali. Sono delle politiche scellerate europee che vanno fermate ed è un argomento che interessa a tutti noi italiani. Queste sementi, spiegano, producono frutti che necessitano, per non ammalarsi, di prodotti che vengono forniti dalle stesse multinazionali. Per gli agricoltori è una nuova schiavitù. La Sicilia, un tempo granaio d'Italia con agrumeti che profumano di zagara e vigneti dalle forti viti, rischia per i manifestanti di diventare prateria per l'arricchimento di pochi. A Roma restano alcuni trattori a presidiare ancora per giorni le vie consolari. I manifestanti ce l'hanno con il governo, l'Europa, ma anche con le associazioni di categoria che hanno sottoscritto gli accordi col governo. C'è l'ok al progetto definitivo del ponte sullo stretto da parte della società incaricata dei lavori. Cantieri aperti entro il 2024, entro quest'anno, 30.000 i lavoratori impiegati per l'opera, 90.000 per l'indotto. Francesco Triolo.
Dopo l'ok al progetto definitivo del ponte sullo stretto è il momento dei numeri. Intanto la data di apertura al traffico con l'avvio dei cantieri nel 2024 dovrebbe avvenire nel 2032. Quindi confermate tutte le caratteristiche tecniche dell'opera e dei suoi collegamenti a terra. Il ponte, il cui costo è salito a 13 miliardi e mezzo di euro dagli 8 miliardi e mezzo del 2011, sarà lungo 3 km e 300 metri e sarà progettato per avere una vita di 200 anni. Sarà in grado di garantire tempi medi di attraversamento di circa 15 minuti per i servizi ferroviari diretti tra Villa San Giovanni e Messina Centrale, rispetto agli attuali 120 minuti per i treni passeggeri e almeno 180 minuti per i treni merci, e di circa 10-13 minuti su gomma rispetto agli attuali 70 minuti per le auto e 100 minuti per i mezzi merci, ha illustrato la società Stretto di Messina. Il ponte avrà una resistenza a venti con velocità superiore a 300 km/h e può resistere a terremoti di magnitudo 7.1 della scala Richter. Poi i numeri dell'impatto che l'opera avrà sul territorio. Le opere stradali e ferroviarie di collegamento del ponte comprendono 40 km di raccordi viari e ferroviari. L'impatto occupazionale diretto sarà di circa 30.000 unità lavorative per anno, a cui aggiungere l'impatto occupazionale indiretto e dell'indotto stimato in altre 90.000 unità, per un totale di 120.000 unità lavorative generate dall'opera. Quindi gli espropri. Da marzo partiranno gli incontri per avviare le procedure. Sarà quello uno dei momenti cruciali prima della partenza vera e propria. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha deposto al processo che vede il leader della Lega Salvini imputato di sequestro di persona per avere negato l'approdo a Lampedusa nell'agosto del 2019 alle ONG Open Arms con 147 migranti soccorsi in mare. Per Piantedosi, all'epoca capo di gabinetto di Salvini, il caso veniva qualificato come fenomeno di immigrazione clandestina. E in questo contesto, ha detto, abbiamo avviato le procedure previste dai decreti ministeriali per impedire l'ingresso in acque internazionali italiane. La lotta contro la violenza sulle donne deve partire dalla prevenzione nelle scuole. 2 comuni del Catanese, Gravina e Valverde, lanciano un progetto di incontri tra istituzioni, insegnanti e genitori. Desiree Ferlito. La lotta alla violenza sulle donne inizia già a scuola. Educare al rispetto delle donne sin da piccoli è l'obiettivo del progetto promosso dal distretto sociosanitario di Gravina di Catania e il comune di Valverde. Un ciclo di incontri per mettere a confronto tutti i protagonisti del sistema e per sottoscrivere un protocollo d'intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione. Coinvolgere gli enti territoriali, coinvolgere gli enti che stanno a contatto con le nuove generazioni, quali la scuola e i servizi sociali, ha proprio questo duplice valore, cioè quello di intercettare ma anche quello di educare a non essere un maltrattante. Preoccupa il trend degli ultimi anni. Le vittime sono sempre più giovani e i carnefici spesso coetanei. Bisogna molto lavorare sulla prevenzione e sul cambiamento culturale. Guardi, lei ha visto quanto movimento c'è stato a seguito del femminicidio di Giulia Cecchettin. Perché si è verificato questo? Io un po' me lo sono posto il problema, perché erano dei ragazzi che rientravano nella normalità. Lei è una studentessa, lui il compagno di studi, il fidanzato che aveva, e proprio perché nessuno si deve considerare al di fuori di queste situazioni. Parola d'ordine è fare rete, istituzioni, forze dell'ordine, amministrazione e centri d'ascolto che ascoltano le storie di dolore di tante donne che non sono sole. Io ci sono, conta su di me. Questo è quello che dobbiamo dire alle donne. Intanto non sono sole, chiamate per parlare, non per uscire. Uscire è una cosa troppo complicata. Aprire la porta di casa non è così semplice, non la apro nei confronti di tutti. Catania, la ferita mai sanata di Corso dei Martiri. Ebbene, il sindaco trentino lancia l'ultimatum ai privati e dà 10 giorni di tempo per presentare un piano industriale. Imposta anche la bonifica delle fosse cosiddette per restituire sicurezza e decoro a quell'area. Intanto però rischiano di allungarsi i tempi per realizzare il parcheggio multipiano di Piazza della Repubblica. Tonino De Mana.
Ed ora partono diffide e ultimatum. Dopo 70 anni d'attesa per Corso dei Martiri non c'è più altro tempo da perdere, visto che le fosse nel cuore di Catania rappresentano una ferita storica che necessita di essere sanata prima possibile. Se ne è accorto il sindaco Trantino, che con una lettera ha imposto ai proprietari dei terreni un piano industriale per sbloccare le opere ed avviare il risanamento. Destinatari delle missive del primo cittadino sono l'Istituto Immobiliare di Catania SPA, il Cecos SPA e Risanamento San Berillo, che dovranno procedere alle operazioni di bonifica per riportare ordine, decoro e sicurezza nelle aree in questione. Impasse che riguarda anche il parcheggio multipiano di Piazza della Repubblica, che si sarebbe dovuto integrare con il parco urbano da realizzare tra via Maddem e Piazza Grenoble per un investimento di 12 milioni di euro. Trantino ha anche un piano B, ovvero la manifestazione di interesse del comune di Catania ad acquistare le aree e al tempo stesso far pressing sulla regione ed in particolare sull'assessorato a bilancio per gli eventuali espropri. Poi la sfida, che sa tanto di provocazione. Marco, riferendosi all'assessore Falcone, perché non espropriamo 250 milioni di euro e lo facciamo, ha ribadito Trantino. L'alternativa per il rilancio dei Corso dei Martiri sarebbero i fondi nazionali ed europei. Si vedrà. Intanto prende posizione anche l'associazione Volere la Luna. Sicuramente è un'area sin troppo vasta, è un'area troppo importante per il futuro della città, che è necessario vada allargato il dibattito alla città, non alle segrete stanze della politica. A questo punto la resa dei conti si avvicina. Sempre a Catania, da lunedì, il via ai lavori per la nuova pista ciclabile in via Domenico Tempio, posta al centro della strada, arriverà alla Playa. Giusy Lazzara. Siamo in via Domenico Tempio a Catania. Su questo spartitraffico da lunedì cominceranno i lavori per la realizzazione di una pista ciclabile che dovrebbe collegare il centro con la zona della Playa. E il sindaco Trantino con un post ad annunciare la realizzazione della nuova pista ciclabile, finiti i lavori di riqualificazione delle vie Cristoforo Colombo e Domenico Tempio, principali arterie di accesso e uscita di Catania. Sui 4 chilometri delle due carreggiate a doppio senso di marcia, come si vede nelle immagini dell'elaborazione al computer, che stanno per essere rinnovate per garantire la sicurezza di pedoni, automobilisti e ciclisti, al centro del percorso sorgerà una pista ciclabile protetta e leggermente rialzata. Passi in avanti per facilitare la mobilità su due ruote, che i rider chiedono più sicura. Speriamo che venga, ultimata intanto in breve tempo, perché stiamo parlando anche di quella del lungomare che ancora per anni abbiamo aspettato per una manciata di chilometri. Per quanto riguarda in via Domenico Tempio, sì, che venga ultimata, ma che soprattutto che venga messa in sicurezza, che ci sia un'illuminazione adatta, perché in via Domenico Tempio l'illuminazione spesso è scarseggiante o ancora peggio nulla. I lavori cominceranno lunedì e comporteranno disagi alla circolazione stradale. Per raggiungere l'aeroporto, l'amministrazione comunale raccomanda di utilizzare percorsi alternativi come l'imbocco su Corso Indipendenza dell'asse attrezzato, oppure percorrere la via Playa raggiungibile da via Plebiscito. Domande, proposte, anche proteste da far arrivare all'amministrazione di Catania. Come ogni venerdì, tra poco alle 14:30 sarà il nostro ospite in diretta su Telecolor il sindaco di Catania Trantino. Quindi inviate i vostri brevi messaggi alla nostra mail Sicilia24 focus poi @telecolor.it e al WhatsApp 342 74 55 005. Appuntamento alle 14:30 su Telecolor. La zanzara dengue mette in allerta. In Argentina e in Brasile aumentano i contagi da febbre dengue. In Italia nessun allarme, ma il Ministero innalza i controlli sulla merce in arrivo dal Sud America. Al nostro TG il virologo Fabrizio Pregliasco con Francesco Aloi. Tutto per una zanzara. Dopo il Covid ecco che arriva la dengue. Fino ad ora in Italia nessuna emergenza, solo precauzione. Per questo il Ministero della Salute ha innalzato il livello di allerta. Controlli più accurati per la merce in arrivo dai paesi dove il virus è più diffuso, ma c'è chi inizia a preoccuparsi. Il Ministero sta facendo fare disinfezioni negli aeroporti, nei porti, a livello comunale, l'esecuzione di disinfestazioni che
in primavera dovranno in questo momento essere realizzate con attenzione. E poi anche una responsabilità personale, perché il sottovaso con acqua stagnante nel nostro balconcino, anche in zone urbane, è il luogo dove le zanzare possono crescere. Fino ad ora il virus è molto diffuso in Argentina e Brasile, però non si esclude che nei prossimi giorni possa nascere un focolaio anche in Italia. Molti connazionali hanno trascorso il carnevale nel Sud America e potrebbero essere stati contagiati. I sintomi sono febbre, dolore ad articolazioni e occhi. In una quota, circa 1.000 dei casi, in forma invece di dengue emorragica con ematomi, sanguinamenti e rischio vita. Se la zanzara vettore del virus comunque ad oggi non sarebbe arrivata in Italia, il vaccino c'è. Bastano 2 dosi per ricevere l'immunità. Non prevedo nemmeno nel futuro una vaccinazione generalizzata. Adesso le reazioni di chi in Sicilia segue i social dopo che New York ha fatto causa a TikTok, Facebook e YouTube per avere danneggiato consapevolmente la salute dei giovani rendendoli dipendenti. In Italia si calcola che siano 1 milione gli under 35 che non riescono a stare lontani dai social. Francesco Aloi. 20 anni fa nasceva Facebook, il social più diffuso, anche se i giovani adesso preferiscono Instagram e TikTok. Ma in America, lì dove tutto è nato, i social oggi vengono bollati come un pericolo per la salute mentale. Sono letali per la salute mentale. Andrebbero vietati, almeno ai minori di 14 anni. Sono anche motivo di, per esempio, cyberbullismo, ma secondo me sono una delle più grandi innovazioni, soprattutto per noi giovani, e non credo che siano, diciamo, un danno. In parte hanno ragione, ha aiutato comunque alla socializzazione, però da un lato credo che ha aiutato un po' il bullismo. Ad essere sottomessi ai social sono soprattutto i giovani. Secondo Demoscopica sarebbero più di 1 milione gli under 35 ad elevato rischio di dipendenza. Tra di loro c'è chi posta foto ogni giorno, contando maniacalmente i like ottenuti. Ci chiudono, non ci sentiamo liberi anche per comunicare con le altre persone, siamo, diciamo, un po' chiusi. Ormai più avanti andiamo più sarà così, secondo me. Bisogna usare bene i social. Imparare a essere più attivi nel mondo reale. La scena tipo è questa: 2 fidanzati o una comitiva di amici seduti al tavolo. Tra loro il silenzio. Tutti guardano il cellulare, collegati con un mondo parallelo. Bisogna intervenire anche in Italia, ci dicono in molti. Sì, probabilmente è vero. Breve pausa, tra poco il calcio con il Catania in ritiro in vista della sfida con la capolista Juve Stabia domenica al Massimino. State con noi. Con il calcio, domenica alla Massimino arriva la capolista Juve Stabia nel momento più difficile per il Catania. La società ha deciso di portare tutti in ritiro. Il vicepresidente Crella chiede una scossa alla squadra nelle prossime 3 partite. Francesco Triolo. È uno dei momenti più delicati della storia del Catania, targato Pelligra. La sconfitta di Latina è stata una mazzata, un macigno, 11ª sconfitta stagionale, così la decisione di portare tutti in ritiro almeno sino a domenica prossima per la società è più l'intenzione di fare quadrato, compattarsi piuttosto che di punire. Domenica sera al Massimino arriverà la capolista Juve Stabia e c'è la necessità di ritrovarsi perché l'organico rosso-azzurro non può essere quello di una squadra che naviga appena sopra la zona play-out. La decisione del ritiro è stata presa dal vicepresidente Vincenzo Grella ed è maturata dopo un confronto con il tecnico Cristiano Lucarelli. Da parte sua meno propenso a disporre il ritiro. Il gruppo starà in albergo a Belpasso e si allenerà a Catania. Insomma, senza modificare il programma di lavoro settimanale. Inevitabile che sul tavolo della società ci sia anche la posizione dell'allenatore livornese che per ora non è a rischio, ma la dirigenza ha chiesto segnali di reazione al gruppo a digiuno di vittoria da 5 partite in campionato ed un cambio di passo da qui a fine mese nelle prossime 3 gare, quindi la sfida interna alla Juve Stabia, la trasferta a Taranto e l'attesa semifinale di ritorno in Coppa Italia con il Rimini, in cui il Catania deve ribaltare l'1-0 dell'andata per arrivare in finale ed accedere direttamente agli ottavi dei playoff per la B.
l'attesa è febbrile, già 6.000 biglietti venduti, a cui aggiunge la possibilità di prelazione per i quasi 14.000 abbonati. Per la sfida di Rimini rientrerà Sturaro, che domenica sconterà la squalifica, mentre Lucarelli deve valutare le condizioni di Di Carmine, così come quelle di Rapisarda, uscito dopo appena 13 minuti nella gara di Latina per problemi muscolari. Serie B, 30.000 cuori rosa-nero a spingere il Palermo, che domani va all'assalto del Como. L'obiettivo è agganciarlo in classifica. Abbondanza di scelte per Corini, in avanti ballottaggio tra Di Mariano e Insigne. Marco Gulà. Obiettivo continuità, vigilia di campionato per il Palermo, che domani in un Barbera con quasi 30.000 spettatori proverà a battere il Como per agganciarlo in classifica. Una prova di maturità. Rosanero chiamati ad una prova importante per candidarsi ufficialmente alla promozione diretta. Squadra che vince, del resto non si cambia. Corini confermerà quasi in toto la formazione che ha battuto la Feralpi Salò. A centrocampo tornerà Gomez, che farà reparto assieme a Ranocchia e Segre. Dovrebbe essere confermato anche il tridente schierato contro la Feralpi. Il dubbio riguarda il posto di esterno destro. Di Mariano è avanti nel ballottaggio con Insigne. Al centro c'è Brunori, mentre sulla sinistra spazio a Di Francesco, con Ciaca Traoré in panchina ma pronto a subentrare. Dovrebbe esordire. Anche in difesa nessun dubbio. Como ben organizzato e che punterà sull'estro di Strefezza. L'ex Lecce ha già segnato 2 gol in campionato. Fischio d'inizio domani alle 16:15. Noi ci fermiamo qui, appuntamento alle 20, grazie e buon pomeriggio.